Allora, rieccoci, vi ripresento comunque i nostri ospiti, professor Federico Della Pupa, grazie di essere qui con noi, già docente dello UAV, economista Smartland, Massimo Cavazzana, presidente consulta ambiente dell'ANCI del Veneto, Comuni Italiani, grazie anche a lei, professor Sergio Maset, sociologo, ricercatore di IDEA, grazie, e presidente Confartigianato del Veneto, Agostino Bonomo, ben ritornato anche a lei. Allora, io vorrei incominciare, sì, incomincio con lei Presidente, perché prima di entrare nel merito specifico di questo nuovo piano casa, e comunque in qualche modo secondo me si potrebbe anche legare, perché con la designazione del Veneto e della Lombardia, quindi dell'Italia, a sede delle Olimpiadi del 2026, potrebbero cambiare in meglio molte cose se si fanno le mosse giuste, se si va a fare un certo tipo di percorso che può portare un'ulteriore ricchezza. Voi avete infatti pubblicato anche dei dati approssimativi, no? Cosa ne dice di questa designazione? Beh, intanto la designazione è una grande vittoria dell'Italia dopo 2 mancate obiettivi rispetto al fatto di avere delle Olimpiadi in Italia, ma questa invernale sicuramente per il territorio veneto, per il territorio montano veneto è una gran bella soddisfazione. A dimostrazione poi che quando ci si mette assieme in maniera trasversale forze politiche, associazioni di categoria, il mondo dello sport, il CONI e le testimonianze poi anche delle atlete, quelle 4 ragazze che sono andate ieri in Svezia e sono state determinanti, beh, quando ci si mette assieme i risultati arrivano. E adesso ci sono 7 anni davanti per eseguire tutta una serie di opere, pur all'insegna della parsimonia, voglio dire, da un punto di vista di costi, che poi è stato l'elemento caratterizzante del progetto e della richiesta, quello di avere una spesa minima, una spesa contenuta, perché spaventava, insomma, faceva parte poi anche però di quelli che erano i dettami del bando del CIO, e il Veneto messo assieme alla Lombardia, poi c'è stata la mancata partecipazione del Piemonte, è riuscito a sviluppare un progetto che andava in questo senso e da persona di montagna, visto che sono nato ad Asiago, sono veramente fiero di questo. Qua. Sperando poi che anche Asiago abbia un piccolo spazio magari come luogo di allenamento, perché i teatri di gara sono riservati alle gare, poi ci sono anche i teatri di allenamento e Asiago ha delle infrastrutture importanti per quanto riguarda lo sci nordico, ma anche per quanto riguarda lo sport sul ghiaccio, avendo ben 2 stadi del ghiaccio, uno ad Asiago e uno a Roana. Voi, velocissimi, avete fatto anche delle proiezioni di nuove possibilità, a parte occupazionali, anche di lavoro, anche nel settore peraltro delle ristrutturazioni, del recupero degli immobili e quant'altro, perché sarà necessario farlo, prima di tutto Cortina, da metterci mano. Beh, in maniera puntuale e precisa no, perché bisognava capire se questo progetto, questa nostra richiesta poteva avere poi una consistenza. Da oggi partiremo a fare degli studi sicuramente molto puntuali e molto precisi. Sicuramente sarà una grandissima occasione per tutte le opere che si devono costruire. Quindi positivo, insomma. È una grande occasione anche per rinnovare un patrimonio alberghiero e di offerta turistica di tutta la Val Belluna e di tutta la zona di Cortina, che vive ancora di rendita poi dalle Olimpiadi del 1956. Però dove ci sono tante strutture fatiscenti, per cui c'è veramente da mettere mano. È una grande bella occasione per un teatro, peraltro, che è importantissimo, voglio dire, perché la perla delle Dolomiti Cortina è che da un punto di vista dell'offerta turistica, delle bellezze naturali che possiede, sicuramente può giocarsi un ruolo internazionale ancora maggiore di quello che ha. Assolutamente. Cosa ne pensa lei? Cioè, senza entrare nel merito, ma da persona, insomma, da studioso. Sì, sicuramente in qualche modo dà avvio, forse mi verrebbe da dire, anche a una fase nuova in cui funzionalmente anche 2 territori, 2 regioni e 2 città diverse, come dire, guardano all'obiettivo e riescono a presentarsi insieme a prescindere. È stato superato un ostacolo, un limite, sì, secondo me sì, cioè a un certo punto c'è anche una razionalità di dire, va bene, Milano è sicuramente una città vetrina, significativa, così come lo è Cortina, nessuno dei 2 è andato da solo, siamo andati insieme e si è vinto, insomma, mi pare un buon segnale. Professor Della Pupa? A me colpisce molto positivamente la diffusione sul territorio degli eventi. Perché in realtà non c'è una concentrazione. Sono 4 location, no? Sì, diciamo c'è Basile di Pinè, c'è la Val di Fiemme, c'è Cortina, c'è Milano, in realtà c'è la Valtellina, c'è Bormio e quindi diciamo che la distribuzione, no, permette da un lato di utilizzare il territorio come vetrina,
complessivamente di un'area che è l'area, diciamo, del, chiamiamolo nord-est allargato, nord-nord-est, no? Che poi è un po' l'area, diciamo, sempre detta la locomotiva d'Italia in qualche modo, no? Che però qui si presenta non come realtà industriale, come realtà territoriale. E quindi da questo punto di vista, a mio avviso, l'elemento molto positivo, oltre a quello già ricordato della capacità delle amministrazioni di lavorare assieme, è quello di arrivare al 2026 presentando un territorio bello, e questo si lega molto alla legge che il Veneto ha appena Esatto, approvato. infatti per quello dicevo, non è che sia così distante comunque da quello che staremo a parlare stasera. Presidente, a questo punto i comuni avranno veramente da giocarsi delle carte molto molto importanti. Da un lato c'è stata molta paura inizialmente quando ci è stata presentata la candidatura, perché? Perché possono essere dei costi ingenti che possono portare, anche se mal gestiti, a piegare, spezzare insomma la spina dorsale di alcune realtà. Però è una grandissima opportunità. Milano dall'Expo ne è uscita vincente. Ma allora, intanto sono sempre opportunità. Diciamo che abbiamo avuto delle esperienze positive, altre esperienze un po' meno positive. Qui sta a noi capire chi dirige il gioco e soprattutto qual è la prospettiva del gioco, perché l'Olimpiade è importantissima, però poi ha un termine. Se noi siamo così bravi di andare a creare queste strutture e di pensare già a cosa ne faremo della struttura in fase successiva, allora lì il Comune riesce effettivamente a capitalizzare quello che è un investimento a lungo termine. Se noi invece, come in alcuni casi, anche ahimè, altre esperienze olimpiche fatte in recenti passati, se non le studiamo per bene poi diventano un problema per i comuni, perché diventano cattedrali nel deserto, ed è esattamente il contrario, ed è quello che invece vuole evitare o quello che si vuole togliere con questa nuova legge regionale. Cioè il concetto di base è che non c'è solo l'istantaneo presente che porta un beneficio immediato, ma c'è soprattutto la prerogativa di studiare nel lungo termine quello che è un intervento significativo che viene fatto sul territorio, che è dare beneficio anche dopo. Assolutamente sì. Allora, adesso io direi di chiudere questa parentesi Olimpiadi, poi magari avremo modo anche in altre occasioni di parlarne ancora. Parto da lei Presidente, perché c'è adesso lo analizzeremo insieme naturalmente, un'indagine che è stata a cui avete tenuto molto, un'indagine sui desiderata, cioè che cosa è il desiderio relativo al proprio immobile, alla propria casa da parte dei veneti in particolare. Non è una ricerca di poco significato, ma è molto importante. A voi che cosa è servita principalmente? Poi con il dottore, il professore da Pupa vedremo di analizzarla nel merito e sentiremo poi anche le importanti osservazioni al riguardo. Sì, l'indagine che noi abbiamo fatto ha più settori poi di studio al suo interno, perché è stata fatta anche un'indagine sociologica di come sta invecchiando la nostra popolazione, di come è costituita la popolazione del Veneto, e ahimè abbiamo dei dati rispetto al quale la popolazione del Veneto sta invecchiando. Allora, nell'andare a progettare anche quelle che saranno le smart city del futuro, perché ormai questo è l'indirizzo che in maniera molto oculata e anche con uno spirito di preveggenza, direi, la Comunità Europea ha messo in campo. Cioè le città intelligenti. Che è il grande contenitore denominato appunto Smart City, si deve tener conto di come saranno le famiglie e soprattutto anche i singoli, perché vediamo che le famiglie stanno sempre calando come numero di persone all'interno dello stesso nucleo familiare, e che evoluzione avranno anche da un punto di vista proprio demografico dell'età. Per cui, facendo un'analisi importante rispetto a come si muovono le persone, quali sono le tendenze rispetto ai posti da andare a abitare, e ci sono all'interno di questi studi tutta una serie di indicazioni che sono importanti e che abbiamo trasferito anche ai sindaci, che devono poi in qualche maniera programmare quello che è. Ma a voi che cosa interessava principalmente? Qual era quindi il dubbio più grosso che vi era venuto? Noi avevamo due obiettivi. Intanto quello di capire per tutto il grande settore dell'edilizia, che sono quasi il 50% dei nostri soci, che va al settore dell'edilizia, dal movimento terra all'arredamento su misura con tutto quello che c'è in mezzo, capire per loro quale sarà il futuro, perché è l'unica categoria all'interno del grande mondo dell'artigianato che non ha agganciato una ripresa e che ancora ha delle enormi difficoltà, per cui una situazione di crisi permanente, perché continuiamo a dire, ed è vero, che la crisi è stata solo dal 2009 al 2011, poi c'è stato un grande periodo di trasformazione. È vero per il resto del comparto dell'economia, invece per l'edilizia
ancora non si è capito questo paradigma di quali sono le trasformazioni che si devono mettere in campo per poter restare sul mercato e continuare a lavorare, a creare occupazione, a creare benessere su questi territori. Allora noi abbiamo un patrimonio immobiliare esistente che è frutto di un boom edilizio che ha saccheggiato il territorio da un punto di vista di utilizzo proprio del territorio, che ha avuto il massimo sviluppo intorno agli anni 65, 70, 75, che oggi ha valore zero, peraltro in una popolazione dove il valore della casa è sempre stato un valore importante. Cioè, il Veneto, quando aveva Toscana in Scarsea, comprava a casa, no? Questo era il detto. I nostri nonni ci insegnavano: come hai 2 lire di risparmio, cerca di mettere la tua testa. E la propensione sarebbe attualmente ancora questa, anche nei giovani sì, o cosa. Questo diciamo che è un imprimatur genetico che il Veneto ha. Poi le case sono servite anche come fideiussioni, no? Venivano date in ipoteca alle banche per avere magari nuova finanza, erano un patrimonio importante. Oggi quel patrimonio di questa edilizia, direi anche bruttina da un punto di vista architettonico, quel valore lo hanno perso. E allora c'è un settore da riconvertire, come Confartigianato, che è il 50% dei nostri soci. Confartigianato come soggetto sociale si occupa di quella che è lo sviluppo sostenibile ormai da 15 anni, per cui mettendo assieme questi 2 obiettivi, quello di dire dobbiamo essere un soggetto che comunque deve essere propositore di buone pratiche rispetto a quello che è lo sviluppo sostenibile e il risparmio del territorio. Abbiamo una categoria che stenta a decollare e a mettersi al passo con tutto il resto del settore dell'economia, con una serie di trasformazioni che li possa mantenere sul mercato. Vediamo se assieme al legislatore veneto, che ha risposto peraltro in maniera importante, la Regione Veneto ha messo in campo delle leggi che poi vedremo, che sono assolutamente intelligenti, i primi in Italia, c'è da essere orgogliosi di essere veneti, rispetto al quale ha avuto anche enorme dose di coraggio, e sicuramente avremo, ma neanche tanto a medio, ma direi a breve medio periodo, dei grossi risultati. Perfetto, allora entriamo un po' nello specifico adesso un po' di questa ricerca, commentandola e vedendola insieme. Prima pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo in studio.